Chapel che però sbaglia, rimbalzo catturato dall'ex giocatore di Cantù e Brindisi che riapre per Mazzola, dalla punta Valerio Mazzola segna ed ecco qua quello che vi abbiamo preannunciato, primo canestro della partita, invasione di Orsetti in campo. Ripartenza di Gentile che carica a testa bassa la difesa avversaria, viene chiuso però da Watt, va da Mezzanotte, Andrea Mezzanotte, ancora lui con la tripla. Ecco qua il palleggio di Gentile che attacca a testa bassa Jeremy Chapel, arriva sotto canestro, viene contrastato ma trova un canestro pazzesco, però ottimamente letto da O'Donoghue che lancia la transizione con Austin Day, la sua rovesciata è sbagliata ma arriva la correzione volante di Ike O'Donoghue. Gentile fronteggiato da Cerella, prova a partire con la mano destra ma c'è la magia di O'Donoghue che gli ruba il pallone, si invola in 1 contro 1 ma inchioda 2 mani Ike O'Donoghue. Il canestro del sorpasso, sono 7 per lui. Gentile se ne accorge ora, Cerella gli lascia quasi lo spazio, si prende il tiro dalle lunga distanza, Gentile! Cosa ve lo diciamo a fare? Passaggio lob per la ricezione di Austin Day che attacca, Pascolo lo fa saltare, lo batte, sbaglia il tiro però poi c'è la correzione, il tappino in volante di Mitchell Watt. Tiro che dovrà arrivare dopo questa rimessa, la ricezione di Gentile, si ripropone il duello contro Bramos, Gentile, ancora! Questa volta non un giocatore con le mani in faccia ma 2, giovanissimo giocatore bergamasco che qui va a scambiare con Toto Forrai, poi gli porta il blocco, Forrai parte sulla destra, alza la parabola, gran canestro di Toto Forrai. Rimbalzo di Stone che si mangia il campo, scarica nell'angolo per Mazzola, bella circolazione, l'extra pass per Bruno Cerella, la tripla dell'uomo da Bahia Blanca. Si salva dunque Venezia che va con De Nicolao prima e Mazzola poi, grande assist del tiro di campo Sampiero. Ancora per De Nicolao che schiaccia per O'Donoghue. Welcome back Ike, il primo canestro del secondo tempo di O'Donoghue. Giocano a 2, Day adesso rimane contro Blackmon, vediamo se lo attaccherà provando a sfruttare il suo fisico. Gran palla di Day per Watt. Blackmon prova ad accelerare i tempi, Blackmon! 7 punti consecutivi per James Blackmon, 30 secondi adesso alla sirena del 40esimo, Gentile sotto per il canestro, il primo della partita di Rashard Kelly e dunque è la Reyer Venezia a vincere questa gara della 10ª giornata contro Trento, 79-69.